Buongiorno, oggi voglierà questa bella base che poi voi potete usarla come volete, una base per tutte le torte salate. Ci potete fare un casatiel, ci potete fare le pizzette quelle là piccoline da bar che piacciono ai bambini quando facciamo il fest, ci potete fare una pizza chiena, ci potete fare tutto quello che volete voi. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Ma potete fare anche gli hot dog che piacciono tanto ai vostri bambini. Allora iniziamo dalla base di questa pizza, cioè di questo impasto per pizze salate, per torte salate. In realtà io ho usato questa volta la Vallea, come dice la mia amica Rita, perché questa qua, Vallea più burro, è ottima. Vi do questa ricetta con la Vallea perché in realtà questo impasto si fa canzogna con la sugna, che non è reperibile diciamo dappertutto. Alcune persone in alcune città anzogno non sanno proprio che è, perché diciamo non è nella loro cultura culinaria cucinare con la sugna, cosa che a Napoli anticamente e ancora oggi teniamo un boccaccio in sugna, il barattolo di sugna nel frigorifero, e ci mettiamo un cucchiaio in quasi tutti i nostri preparamenti che facciamo, anche nel ragù. Se ci mettete un cucchiaio di sugna va ricreato. Allora questa Vallea più burro è eccezionale, io adesso la inserisco nell'impasto e viene un impasto morbido e sfoglioso, è un genio. Facciamo un impasto al 75% di idratazione, quindi 750 ml, anche 800 di acqua. Una Vallea più burro, potete usare anche una Vallea normale, zucchero 25 grammi, sale 20 grammi, una pezzetta di lievito intera, un uovo se volete, se siete intolleranti, allergici, non ci mettete. È 1 chilo di farina 00. Prendete per prima cosa la Vallea più burro, ecco qua, e ce la inchiavicate dentro alla farina. Poi unite l'uovo man mano con le mani impastate, lo zucchero, il lievito e tutta l'acqua. Ecco qua, e adesso impastiamo. Se la consistenza dell'impasto vi sembra un po' molliccio, aggiungete con le mani un'altra manciata di farina. Se poi vi piace più idratata, la lasciate con la dose che vi ho detto io e continuate a mescolare. Ecco qua, mescolate bene, fate incorporare tutti gli ingredienti. Adesso, dopo che abbiamo fatto tutto un misca francesco, uniamo il sale. E mi raccomando, quando unite il sale, lavoratelo bene. Vedete, io ho aggiunto un altro pochino, un'altra manciata di farina, e continuate a lavorare. Non vi preoccupate, perché se aprite molla, non vi mettete paura, lasciatela così. Guardate, ok? Adesso che l'impasto è pronto, ci facciamo un giro a sentimento sopra, ecco qua, e lo chiudiamo con un coperchio a così. Allora, se questo impasto vi serve tra un paio d'ore, lo lasciate così. Se vi serve per questa sera, che ne so, alle 8, lo mettete in frigorifero e alle 6, 2 ore prima, lo cacciate dal frigorifero. Se poi vedete che è cresciuto troppo assai, ci facete una tammiscata, ci mettete un'altra volta il tappo sopra e aspettate qualche oretta che quello ricresce un'altra volta. Io con questo impasto qua domani
sapete che faccio? Un bello casatiello, salsiccia e friariello. E voi fatemi sapere se lo avete fatto e che pizza avete preparato, che torta salata avete preparato. Vabbè, un bello bacio e una buona giornata a tutti quanti.